Autorità politiche, civili, militari e religiose assieme al comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, hanno inaugurato la nuova stazione dei Carabinieri di Zero Branco, intitolata al Carabiniere Zerotino Albino Vanin, medaglia d'argento al valor militare, deceduto all'età di 21 anni in uno scontro a fuoco con alcuni malviventi nel 1924 ad Argenta, durante un appostamento in aperta campagna dove i banditi avevano nascosto della refurtiva. Madrina della cerimonia è stata la signora Margherita Vanin, nipote dell'eroe. Dopo la caserma, nell'adiacente parco, è stato inaugurato alla presenza commossa dei genitori e della sorella il monumento all'appuntato scelto Manuele Brai, medaglia d'oro di vittime del terrorismo, caduto il 25 giugno 2012 in un attentato in Afghanistan. Appena trentenne, Manuele faceva parte del 13° Reggimento Friuli Venezia Giulia, sposato, aveva un figlio di appena 8 mesi. Due giovani carabinieri di generazioni differenti, entrambi caduti in servizio nell'espletamento del dovere, celebrati in una giornata particolare, la giornata nazionale della legalità, istituita per ricordare le vittime di tutte le mafie. È questa l'Italia che ci piace, questa è l'Italia che i carabinieri cercano di difendere ogni giorno in silenzio. Tanti carabinieri come Emanuele, come Albino, che anche oggi si sacrificano per le collettività, perché questa è la nostra funzione. Carabinieri come Albino Vanin, come Emanuele Brai, più di recente, hanno dimostrato dell'importanza del sacrificio per dare veramente la serenità e la tranquillità ad ognuno di noi. Con il cuore rivolto ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Zero Branco, poco prima, hanno deposto un mazzo di fiori nella piazza intitolata ai due magistrati e ricordato una frase di Falcone. Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. Una giornata indimenticabile, in particolare per i parenti dei due eroi. Ringrazio tutti per questo momento che è commovente. E ringraziamo veramente tutti col cuore. Grazie tante.